Quella mano alzata è l'auto che lo accompagna fuori da Caspineda. Resterà questa, fine 2018, l'ultima immagine simbolo di Dino De Poli, il suo addio a Fondazione Cassamarca. Poi solo rare, fugaci apparizioni, fino alla notizia rimbalzata di prima mattina. La morte nella notte di uno dei protagonisti assoluti per decenni di Treviso. Ammirato e discusso. Avrebbe compiuto 91 anni fra un mese lo storico ex presidente di Fondazione Cassamarca, guidata per 26 anni, con un piglio riassunto spesso così. Abbiamo detto, lo facciamo. Ma il nastro della memoria, riavvolgendosi, parla anche di molto altro. Una vita tra la professione di avvocato e l'impegno politico nella Democrazia Cristiana, culminato con l'elezione alla Camera dei Deputati nel 1968. Leader della parte più a sinistra della DC Veneta per tanti anni. Nel 1987 presidente della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana e poi l'inizio dell'avventura più nota, la guida di Fondazione Cassamarca. È il 1992. La vita si sposta, si muove. La vita è novità, è movimento, il futuro è là. Vulcanico, diretto, senza peli sulla lingua, padre e padrone di Caspineda, il cui patrimonio e introiti, allora abbondanti, consentono di cambiare il volto della città. L'arrivo dell'università, la trasformazione di Cade Carraresi diventata centro nevralgico della cultura con le mostre di Goldin, il recupero di San Leonardo, dei teatri, l'intuizione del quartiere latino, fino alla sua creatura più nota e anche più contestata, il progetto Appiani, difeso con le unghie e con i denti nella sua idea di città. A Treviso, come centro storico, spetta una funzione importantissima di carattere storico, di tutela delle nostre tradizioni, delle realtà che nel passato abbiamo vissuto e che oggi vogliamo continuare anche nelle forme nuove. Occorre suscitare il discorso che l'area di Treviso è preziosa, il centro storico è prezioso. Anni di contrasti anche forti con le istituzioni amministrative e politiche, di affondi duri e di repliche altrettanto dure. Finché la crisi finanziaria ed economica colpisce anche Caspineda e il buco delle risorse di fondazione si allarga. Un rosso pesante che fa alzare i toni della tensione. Rispondeva così a chi gli chiedeva all'inizio del problema come ripianare i debiti. Oh, per carità, non lo so! Ecco, invece di dire che lo so, dico non lo so. La domanda è impertinente. Chiedo scusa prima, ma l'urlo veniva dal cuore. Fino all'epilogo, quando gli stessi organi di Caspineda si rivoltano contro la gestione definita faraonica e monarchica di Fondazione Cassamarca. La dieta di spese ed emolumenti, i tagli, l'addio nel 2018. Epilogo amaro, ma oggi, in ogni caso, anche i detrattori concordano. Forse l'ultimo grande personaggio ad aver avuto una visione futura della città. Andiamo avanti per il meglio, perché il meglio non è mai ancora raggiunto. Grazie.